Istigavano all'uso di armi, lanci di acido, usavano termini come impiccagioni, fucilazioni e gambizzazioni, reati da commettere contro le forze dell'ordine fino ad arrivare alle più alte cariche istituzionali come il Presidente del Consiglio Mario Draghi. 17 le persone indagate dalla Digos di Torino che nelle chat Telegram del gruppo Basta Dittatura ha individuato il cuore dei violenti. Nelle perquisizioni scattate in tutta Italia sono finiti anche due veneti, un trevigiano e un padovano. Entrambi sono indagati per istigazione a delinquere aggravata dall'uso di strumenti telematici attraverso i quali incitavano alla violenza e al non rispetto delle regole. La chat Basta Dittatura è uno degli spazi web e social di riferimento per la galassia Novax e dei negazionisti del Covid. Molte le adesioni a questa chat anche in Veneto. Per la gravità dei contenuti è stata sottoposta a sequestro. La Polizia Postale di Torino vuole avviare le procedure anche per l'oscuramento di nuovi canali Telegram nati dopo la chiusura di Basta Dittatura, in cui si leggono minacce rivolte a magistrati e investigatori. Nel mirino di queste persone anche medici, scienziati, giornalisti, personaggi pubblici e cittadini che hanno scelto di vaccinarsi contro il Covid. Il padovano indagato non risulta avere precedenti, ma online si era avvicinato a posizioni Novax proponendo azioni contro il rispetto delle regole. Tra i 17 identificati anche persone che in passato avevano promosso blocchi autostradali e ferroviari e partecipato a disordini di piazza. A Palermo sequestrata una tanica di acido, mentre a Brescia e Cremona hanno trovato armi. Sul tema delle frange estreme dei Novax è intervenuto anche il vice capo della polizia, Vittorio Rizzi, a Padova per presentare il suo libro Investigare 4.0. Dobbiamo prestare molto attenzione a questo tipo di contestazione perché soprattutto in altri paesi del mondo questo tipo di contestazione ha poi assunto connotati e pieghe che meritano approfondimento.